Padre, nel nome di Gesù, io ti voglio ringraziare, ti voglio lodare, ti voglio esaltare per ogni cosa che tu fai nella nostra vita, che tu hai fatto e che farai. Perché noi siamo tuoi, Signore, vogliamo appartenere a te giorno dopo giorno, vogliamo seguirti. E siccome sappiamo che tu sei fedele, noi vogliamo essere fedeli a te, Signore. Non vogliamo, Signore, che tu sei fedele e noi risultiamo infedeli. Aiutaci, Signore, in questo momento ad accogliere la tua parola e accogliere il senso della tua parola. Che la tua parola, Signore, ora, in questo momento, penetri nei cuori, nell'anima, nella mente e che compia ciò per cui tu oggi la stai mandando. Io metto nelle tue mani, Signore, ogni situazione, ogni problema che è nei loro cuori. Li metto nelle tue mani, Signore. Ti prego, Signore, di pianificare ogni cosa nella loro vita e fa veramente, Signore, che ogni tua parola annunciata non venga messa da parte, ma che venga accolta e trattenuta e viva e vive in quei cuori e per compiere quello che è necessario. Aiutaci ad avere fede e a confidare in te, Signore. Aiutaci a continuare, Signore, in questo cammino di fede e aiutaci in questo cammino di conversione e aiutaci, Signore, a farci guarire dalla parola, a farci liberare dalla parola. Non permettere che la parola passi oltre, ma permetti che regni dentro di noi, nel nome di Gesù. Ti prego, Padre. Aiutaci affinché noi possiamo confidare, affinché noi possiamo veramente essere fermi e stabili nella tua parola e vincere ogni battaglia, ogni guerra, ogni problematica che è nella nostra vita. Grazie, Signore. A te la gloria e l'onore. Amen. Intanto vogliamo leggere la parola Efesini 5, 15, 17. Ve li scrivete, le parole le scrivete e poi le leggete a casa. Guardate dunque con diligenza come vi comportate, non da stolti, ma da saggi, recuperando il tempo perché i giorni sono malvagi. Perciò non agite con leggerezza, ma cercate di ben capire quale sia la volontà del Signore. Ezechiele 18:23. Io provo forse piacere se l'empio muore, dice Dio il Signore. Non ne provo piuttosto quando egli si converte dalle sue vie e vive? Romani 6:23. Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Amen. Quindi con questa parola il Signore ci invita ad essere saggi, a vivere in questi tempi alla maniera di Gesù e non alla maniera umana, alla maniera del mondo, perché il mondo ci trascina nel baratro della morte, mentre Gesù ci dà vita, perché Gesù è vita, amen. Il Signore ci avverte, sono tempi malvagi, sono tempi difficili, tempi duri, nei quali noi dobbiamo agire saggiamente. Come possiamo vivere saggiamente se non nutrendoci della parola di Dio e mettendo in pratica la parola di Dio? La parola deve essere trattenuta nei nostri cuori, perché la parola, come abbiamo detto tante volte, non è un libro comune. La parola di Dio è Gesù vivente, è Gesù che parla ai nostri cuori. E noi la cosa che dobbiamo fare è quella di ubbidire.
Noi dobbiamo obbedire al comando che è la sua parola. Dobbiamo cioè mettere in pratica, dobbiamo vivere mettendo in pratica la parola di Dio. Se noi viviamo con leggerezza in questi tempi, all'improvviso il nemico ci trascinerà nel baratro, perché il nemico ci giocherà facendoci peccare e il peccato conduce alla morte. Ma Gesù è venuto per dare vita ad ognuno di noi. E Gesù non si compiace di tutti coloro che periscono, perché Gesù è venuto per dare la vita e la vita in abbondanza a tutti, perché Gesù non va a distinzione di razza, di colore, di nazionalità, di bellezza, di bruttezza, di ricchezza, di povertà. Dio è per tutti, Gesù è morto per tutti, Gesù è risorto per tutti, Gesù ha aperto le porte del paradiso per tutti. Nessuno vuole che rimanga escluso. Quindi noi in questo tempo dobbiamo far vivere lo Spirito Santo dentro di noi. Dobbiamo permettere che lo Spirito Santo ci conduca in questo mondo alla maniera di Gesù. Lo Spirito Santo deve dare forza alla nostra vita per vivere da vittoriosi e non da perdenti, perché noi siamo vincitori in questo mondo. Perché abbiamo Gesù dalla nostra parte. E anche se la tribolazione, il lutto, gli affanni della vita ci tormentano, le problematiche ci assillano, ricordiamoci che Gesù è dalla nostra parte. Gesù è con noi. E Gesù vuole vincere insieme a noi. E Gesù vuole che noi viviamo da vittoriosi. Quindi diamo allo Spirito Santo la possibilità di permettere che possa guidare la nostra vita affinché noi viviamo la vita a modo suo. Fidiamoci dello Spirito Santo. Gesù ha detto: io vado al Padre, ma scenderà su di voi lo Spirito Santo. E il mondo non può ricevere perché non è stato con me il mondo, ma voi che siete stati con me lo riceverete. Quindi seguendo Gesù noi riceveremo lo Spirito Santo. Seguendo Gesù noi avremo veramente un compagno valido in questo viaggio. Un compagno forte, un compagno che dà luce, che dà forza, che dà vittoria, che dà conoscenza, che ci aiuta e ci toglie ogni velo dalla mente e dal cuore e ci permette di comprendere ogni parola, ogni volontà di Dio e ci permette di essere veramente protetti in questo mondo ormai destinato a perire. Il mondo va alla deriva, questi sono tempi malvagi. Il Signore ce lo dice, quindi noi dobbiamo essere accorti, noi dobbiamo usare la parola di Dio e vivere per la parola di Dio. Il Signore ci sta avvertendo, non trascuriamo l'avvertimento, non viviamo da stolti, perché mettendo da parte ogni insegnamento che Gesù ci dona, noi permettiamo a Satana di legare la nostra vita, permettiamo a Satana di condurci dove il Signore non vuole che noi andiamo. Lui ha messo 2 fuochi davanti a noi. Il fuoco del roveto ardente e il fuoco della Ghenna o Genna, come comunemente si chiama. Il fuoco del roveto ardente è dove parlò a Mosè, dove ha dettato i comandamenti, dove ha indicato la via. Il fuoco della Ghenna invece è lo stagno ardente, lo stagno di morte. E oggi dobbiamo scegliere e dobbiamo decidere
seriamente di voler stare sotto il roveto ardente, che è il fuoco dell'Eterno, che è lo Spirito Santo, che è la parola vivente Gesù. Quindi decidiamoci seriamente. Non permettiamo che la nostra vita venga trascinata nel baratro. Lo sapete che cos'è la Geenna? Che cos'era? Era una vallata, è a sud di Gerusalemme. In questa vallata, sapete che cosa facevano? Infatti si chiama la vallata dei figli di Innom. In questa vallata facevano dei sacrifici umani a un dio straniero, un dio pagano, che non era Dio, perché Dio Padre Onnipotente, il Creatore, non vuole sacrifici umani. In questa vallata facevano sacrifici umani. Al tempo di Acaz e Manasse, quando regnavano questi due re, che hanno combinato, hanno permesso proprio il male inimmaginabile. Infatti in quel tempo il tempo era corrotto, Israele era corrotto. E in quel tempo loro offrivano sacrifici umani a questo Dio. Questa valle poi è stata recuperata come valle poi per la raccolta dei rifiuti. E in questa valle c'era un fuoco ardente. E lo sapete perché la morte eterna, la separazione eterna da Dio viene paragonata alla Geenna? Perché il luogo dove andranno tutti coloro che non accoglieranno Gesù, tutti coloro che non ascolteranno e tutti coloro che vorranno vivere in questo mondo a modo loro, andranno in questo luogo di fuoco eterno. Quindi la Geenna rappresenta, c'è un'immagine, un'idea di ciò che sarà per tutti coloro, per tutti gli empi, tutti coloro che non vogliono ascoltare e non vogliono ubbidire, per i quali noi dobbiamo pregare e per i quali noi dobbiamo veramente avere compassione, perché come Dio non vuole che nessuno si perda, neanche noi dobbiamo desiderare che nessuno si perda. Quindi noi dobbiamo veramente fare di tutto per strappare anime al nemico, a costo che risultiamo anche troppo invadenti. Ma quando il Signore ci offre l'occasione di parlare, noi dobbiamo parlare. Noi dobbiamo veramente avvicinare i cuori a Gesù. Dobbiamo permettere che conoscano Gesù. Dobbiamo permettere che tutti coloro che sono attorno a noi possano conoscere Gesù e possano veramente essere liberati da questo andazzo, da questi tempi difficili e corrotti nei quali il maligno si sta scatenando. E lo sapete come si scatena il maligno? Distruggendo anche i bambini, distruggendo adulti, anziani, cioè non c'è più età che regga ormai. Si insinua, penetra in ogni casa. Ma quando tu accetti Gesù nel tuo cuore, ma quando tu permetti che Gesù regni nel tuo cuore, ma quando tu permetti che la parola regni nel tuo cuore, ubbidisci alla parola, fai la volontà di Dio, ricerchi veramente il volere di Dio, Dio è con te. E con te veramente vengono, e con Gesù vengono tutti gli angeli a proteggerti. Noi siamo protetti perché attorno a noi il Signore fa un fuoco di protezione contro ogni attacco del maligno. E anche se la tentazione molte volte è più forte di noi, lo Spirito Santo viene incontro alle nostre debolezze e Lui ci strappa dalle grinfie di Satana, perché Gesù veramente vuole la nostra salvezza. Noi dobbiamo credere, noi dobbiamo metterci nelle sue mani e dobbiamo mettere nelle sue mani ogni preoccupazione, perché Egli è pronto per sovvenire ad ogni necessità. Crediamoci.
sperimentiamo il suo amore ogni giorno, sperimentiamo la sua grazia, perché Egli è pronto per fare grazia ogni istante. Lui aspetta semplicemente che noi ci svegliamo, noi ci liberiamo, noi permettiamo a Dio di liberarci da questo mondo, dalla mentalità significa, perché noi viviamo in questo mondo. È ovvio, dobbiamo vivere in questo mondo, perché la vita e la morte sono nelle mani di Dio, noi non possiamo fare niente. E quando nasciamo siamo qua, viviamo in questo mondo, non possiamo andarci a ritirare in un'isola deserta, no, noi viviamo. Ma con Gesù al nostro fianco, nel nostro cuore, noi saremo forti e vincitori, amen. Quindi non dobbiamo temere, Dio è con noi. E se Dio è con noi, chi potrà essere contro di noi? Dio ce l'ha detto tante volte e in tante lingue, in tante salse. Noi dobbiamo solo credere in ogni parola, fare nostra la parola, viverla, sperimentarla e permettere che anche gli altri la sperimentino. Perché è ovvio, se noi non la sperimentiamo, come possiamo dire agli altri, credi? Saremo semplicemente una bella canzone d'amore, piacevole, dolce, all'udito, ma facile da dimenticare. Sapete, noi se non crediamo e siamo pronti solo per annunciare la parola, ma senza che noi crediamo, quella parola non fa effetto. Quella parola diventerà, sapete, come quelle canzoni estive che sono il tormentone dell'estate, poi passano e poi non ci sono più. Poi manco se uno si ricorda di quelle canzoni. No, non è così. Cioè non è che hanno una durata. Il tormentone di 2 mesi, 3 mesi e finè, basta. Invece se tu ci credi alla parola, se tu l'accogli come verità infallibile e la trasmetti, anche se troverai delle persone, degli uomini, delle donne, delle ragazze che disprezzeranno quello che tu stai dicendo, ma lo Spirito Santo farà l'impossibile per far sì che quella parola echeggi nei cuori e nella mente. Perché il Signore sa come creare i giusti momenti. E noi qua tutti, un po' tutti abbiamo sperimentato, no? Abbiamo sperimentato che veramente Gesù è l'architetto, è l'ingegnere, è il tutto. Lui è stratega. Veramente sa come come portarci veramente ad ascoltare, a capire. È la nostra fede che ottiene. Quindi noi alla fede dobbiamo aggiungere la perseveranza e la costanza. Ora, se noi siamo perseveranti e costanti otterremo, ma se noi siamo incostanti, l'incostanza non ottiene. L'incostanza allunga i tempi. Quindi ricordiamoci che sono tempi difficili, nei quali Dio non vuole che nessun empio si perda. Quindi noi dobbiamo vivere da saggi per capire qual è la volontà di Dio, per permettere che tutti coloro che sono attorno a noi si salvino, vengono salvati. Amen. Perché il Signore cosa ci dice nella terza parola che abbiamo letto? Il salario del peccato è la morte. Quindi non è che noi non siamo peccatori, noi siamo solo giustificati per fede. Il nostro corpo è debole, è fragile, è lo spirito che è forte, è lo spirito che dal momento in cui è in comunione con lo Spirito Santo diventa forte e quindi riesce a superare le difficoltà del momento. E anche quando cade, anche quando cadiamo, ma se siamo pronti ad alzare le mani verso Dio per chiedere perdono, Dio è pronto per rialzarci, per perdonarci, per guarirci e per liberarci.
Ma coloro invece che non conoscono Gesù commettono peccati su peccato, non si rialzano e giorno dopo giorno vengono condotti nella Gehenna. E se non si ravvedono, la loro vita sarà eternamente separata da Dio. Ma noi non vogliamo questo. Il Signore oggi ci sta invitando a crescere, a maturare per gli altri, per permettere che gli altri decidano di vivere e decidano oggi, perché oggi è importante, non domani, oggi, perché domani potrebbe essere tardi, ma il Signore ci sta invitando a sbrigarci, ad affrettarci a capire, a immergersi seriamente nella parola di Dio, a viverla, a sperimentarla giorno dopo giorno, a farla nostra, a darla come parola vivente, non come un libro, non come una storia, ma come parola vivente, perché la parola è Gesù. Gesù è venuto in mezzo a noi come parola vivente. In principio era la parola, ci ha detto Giovanni, perché era presso Dio. Ma lui si è umiliato, è venuto in mezzo a noi, ha tolto la corona, si è fatto simile a noi, è diventato simile a noi per guadagnarci, per salvarci, e ha permesso che per un momento il nemico lo abbattesse. Ma il terzo giorno è risuscitato, amen. E in questa risurrezione noi ci siamo, perché Egli ci ha chiamato a vivere la risurrezione, a vivere in risurrezione. E noi dobbiamo vivere da risorti, non più da zombie. Noi abbiamo Gesù il vivente, il Salvatore, e non possiamo permetterci di vivere, di camminare me tapina, me misera, oh povera me, povera me, povera me, quando sono disgraziata, quante cose mi capitano, ma quante cose ho, ma finiamola. Perché se continuiamo così, permettiamo al nemico di vincere in ogni situazione. Ma se tu ti convinci, ma se tu ad alta voce gridi che Gesù è con te, e se Gesù è con te non sarà chi sarà contro di te, il nemico fugge, perché il nemico al suono di Gesù, al nome di Gesù, non può resistere, perché Gesù l'ha beffeggiato, gli ha fatto credere di avere vinto, e il nemico ha gioito, perché pensava di aver vinto, di averlo sconfitto, facendolo morire su quella croce. Ma Gesù è risuscitato, ed è risuscitato per noi, per la nostra grandezza, per la nostra salvezza, è risuscitato per dare a noi ciò che Lui è. Quindi accettiamo, veramente, non cerchiamo, non aspettiamo tempo, non mettiamo tempo, ma diamoci da fare per dare agli altri la possibilità di essere salvati, perché noi dobbiamo essere canali di salvezza. Noi non siamo qui per noi, siamo qui per noi per crescere, ma siamo qui per essere usati come canali, e noi dobbiamo permettere che lo Spirito Santo ci usi, si usi di noi per salvare gli altri, perché in questo mondo bugiardo c'è bisogno di tanti operai, di tanti strumenti che portano Gesù vivo. Gesù non è una religione. Gesù non è un'istituzione. Gesù non è una politica. Gesù non è una storia. Gesù è vivo. Gesù è una persona vivente ed è in mezzo a noi. Gloria a Dio. Quando noi sentiamo, in questo mondo sentiamo molti che dicono: ma perché il Signore permette questi mali? Ma perché il Signore non ha pietà di quei bambini, di quei popoli, di quelle persone? Non è Dio che vuole questo. È l'uomo che ha voltato le spalle a Dio. L'uomo ha detto no.
L'uomo ha detto: io non ti seguirò, io non ti ascolterò. L'uomo ha detto: io non ti voglio nel mio cuore, non ti voglio nella mia casa, non ti voglio nel mio matrimonio, non ti voglio nella mia famiglia, non ti voglio nel mio lavoro. E allora, dicendo questo e facendo questo, ha permesso che Satana si prendesse gioco di lui. E Satana è abile nel prendersi gioco delle persone. E giorno dopo giorno muoiono innocenti. Vero, sono innocenti, ma che Dio non ha voluto, che Dio non vuole. Dio non è operatore di iniquità. Dio non è omicida. Dio è il creatore. Dio è il salvatore. È un padre d'amore, un padre che ha dato se stesso per la nostra salvezza. Ha dato il figlio, il primogenito, il suo unico figlio. Lo ha dato per noi, per la nostra salvezza. E con quale amore noi accogliamo Gesù? E con quale interesse noi accogliamo Gesù? Molte volte noi gli voltiamo le spalle. E quando noi gli voltiamo le spalle, che cosa pretendiamo da Dio? Noi dobbiamo camminare secondo i comandi. Noi dobbiamo camminare secondo le sue regole. Noi dobbiamo camminare secondo il suo amore, secondo la sua presenza. Allora sì che la nostra vita sarà rigogliosa, sarà illuminata, sarà splendente, sarà prosperosa e vivrà di abbondanza e vivrà di ogni parola che esce dalla bocca del Signore. Questo noi dobbiamo fare. E questo noi dobbiamo permettere che tutti coloro che sono attorno a noi ce l'abbiano. Noi dobbiamo essere strumenti e dobbiamo fare di tutto per crescere e maturare. La dobbiamo finire di essere come bambini, sballottati a destra e a sinistra, come insicuri, come fragili. Noi siamo forti in Cristo Gesù. Noi non siamo bambini. Forse i bambini che sono in mezzo a noi sono più forti di noi. Noi dobbiamo crederci, dobbiamo applicarci, dobbiamo fare seriamente e dobbiamo permettere di essere dei canali di vita. In Esodo 3:2 leggiamo: l'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo a un pruno. Mosè guardò ed ecco il pruno era tutto in fiamme, ma non si consumava. Allora, l'amore di Dio non ci consuma. Quindi è inutile che abbiamo paura. Molte volte non ci avviciniamo a Dio perché abbiamo paura. Mosè è vero, in un primo momento ha avuto paura, però poi si è lasciato abbracciare da quella fiamma. Si è lasciato riempire da quella parola. Noi così dobbiamo fare. Noi dobbiamo avvicinarci alla fiamma dello Spirito Santo. E dobbiamo avvicinarci alla sua parola, dobbiamo accogliere la sua parola, dobbiamo farci riempire dalla sua parola, dobbiamo farci guidare e avvolgere dalla sua parola, perché il fuoco che è nella sua parola non ci rovinerà, non ci consumerà, ma ci rinnoverà, ci fortificherà, ci ringiovinerà. Cioè noi saremo degli eterni giovani. Questo vuole il Signore per noi. Il fuoco permetterà che noi staremo veramente bene, pronti, forti, fortificati, maturi, svegli, zelanti. Questo vuole lo zelo del Signore. Il fuoco quindi che è apparso a Mosè non consuma, ma riempie, fortifica, nutre, protegge. Nel leggere l'altra parola, Matteo 23:33, leggiamo: serpenti, razza di vipere, come scamperete al giudizio della Gehenna? Quindi il Signore ci sta dicendo:
scegliete voi e fate scegliere pure agli altri il fuoco che non consuma, altrimenti andremo al giudizio, altrimenti andranno al giudizio della Gehenna, che è un fuoco che consuma. La Gehenna è un fuoco che brucia e separa da Dio eternamente. Vogliamo questo? Vogliamo per gli altri questo? Oggi dobbiamo decidere di essere pronti per gli altri. In Apocalisse 19:20 leggiamo: ma la bestia fu presa e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. C'è la vita. Quindi il Signore ci dice che c'è vita. La vita eterna che dà vita, la vita eterna che dà morte. La vita che ci avvicina e ci fa stare con Dio, la vita che dà morte, che ci tiene separati da Dio eternamente, non per un momento. Lo capite questo? Noi dobbiamo avere compassione per coloro che si perdono. Noi dobbiamo avere veramente un cuore di padre, di madre, di fratello, di sorella. Noi dobbiamo avere veramente un cuore pieno di grande amarezza e tristezza per coloro che si perdono. Non possiamo essere egoisti. Dio ci ha chiamato, noi siamo qua, vero? Noi siamo stati umili, ubbidienti alla parola, ubbidienti alla chiamata, e dobbiamo permettere col nostro esempio che gli altri lo siano pure, affinché non si perdano. Il Signore ci manda a. L'apostolo è mandato a. I 12 apostoli sono stati mandati a servire il prossimo per far sì che gli altri, che il mondo non si perdesse. E il Signore oggi ci manda a servire. Noi dobbiamo servire. Noi dobbiamo essere come Gesù era re. È re. È venuto sulla terra e ci ha servito. È stato umile. Noi sull'esempio di Gesù, noi dobbiamo servire il nostro prossimo. Indipendentemente se ci fa simpatia o se ci fa antipatia. Anzi, noi dobbiamo pregare affinché noi possiamo amare con l'amore di Gesù. Perché senza l'amore di Gesù noi non possiamo fare niente, perché noi saremo pronti semplicemente ad aiutare solo coloro che ci fanno simpatia. Ma non è così. Gesù non ha adottato questo metodo, non ha messo in pratica questo metro di valutazione, di giudizio. Gesù è venuto per tutti e ha amato tutti, indistintamente. Poi se gli altri non hanno voluto accettare è un altro discorso. Poi se gli altri non accettano è un altro discorso, ma noi dobbiamo fare di tutto, mossi dall'amore di Dio per il servizio. Ci siamo? Quindi tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Vi immaginate una fiamma che arde eternamente lontana e che allontana le anime da Dio? E vi immaginate invece la fiamma di Dio che ci avvolta, che ci avvolge, ci vivifica, ci dà gioia, ci dà pace, ci dà amore. Quindi scegliamo per gli altri, scegliamo la vita,
Scegliamo il fuoco ardente che non consuma e strappiamo quante anime possibili al nemico per far sì che Dio possa dare la vita e la vita in abbondanza. Amen. Alziamoci in piedi. I musicisti vengono. Chiudiamo gli occhi. E in questo momento, con gli occhi, con il cuore, mettiamo nelle mani del Signore Gesù tutte quelle persone che noi vogliamo che si salvino, che vengono salvati. Tutte quelle persone che attraverso di noi il Signore vorrà salvare. Tutte quelle persone che devono essere veramente strappati dalla Ghenna, dalla via della Ghenna, perché una volta che sono là non c'è più niente da fare. Vieni Spirito Santo, scendi su di noi. Vivifica questa parola nei nostri cuori, affinché, Signore, ci guidi in questa settimana, per darci un allenamento al servizio, per far sì che noi diventiamo strumenti docili per la salvezza di tutti coloro che sono attorno a noi. Signore, noi li mettiamo tutti nelle tue mani. Sono tanti, ma non sono ancora abbastanza. Anzi, io ti prego, fa che noi possiamo veramente conoscerli ancora di più per portarli alla salvezza. Pietà ti chiedo, Signore, per noi e pietà per loro. Spirito Santo, scendi potentemente dentro di noi per fare di noi dei docili strumenti, dei docili canali. Noi vogliamo essere canali di acqua limpida. Noi vogliamo essere strumenti della salvezza di Gesù. E vogliamo essere usati fino ai confini della terra, Signore. Perché noi non vogliamo che nessuno, Signore, di quelli che ci raccomandi, si perda. Non vogliamo che nessuno si perda, Padre, nel nome di Gesù. Abbi pietà, Signore. Donaci il coraggio, la forza, la determinazione, la parola franca sulla bocca, Signore, la luce, il discernimento, la saggezza, la sapienza, la vera conoscenza. Aiutaci ad avere un rapporto vero con te, Signore, un'intimità vera con te, Signore, per ricevere relazione, per ricevere rivelazioni. Aiutaci ad avere quella relazione vera, autentica con te, per ricevere, Signore, rivelazioni, per comprendere come ci dobbiamo comportare, quello che dobbiamo fare. Rivelati ancora, Signore. Rivelati, Signore, nella nostra vita. Giorno dopo giorno togli ogni velo dentro di noi, affinché noi siamo in piena luce e in piena luce agiamo per la gloria tua.
questo immenso popolo nel nome di Gesù. Donaci compassione, Signore. Metti ancora compassione nei nostri cuori per essere zelanti nel servizio, Signore, essere umili ed essere come quel samaritano che ha avuto compassione di quell'uomo colpito dai briganti. Aiutaci, Signore. Aiutaci, Padre, nel nome potente di Gesù. Aiutaci. Aiutaci. E rendi docili, Signore, tutti coloro che sono attorno a noi, tutti coloro che tu ci raccomandi, tutti coloro che metti nelle nostre vie, Signore. Rendili docili all'accoglienza della tua parola. Fa che ascoltino, fa che accettino la chiamata, Padre, nel nome di Gesù. Fa veramente, Signore, che decidono di farsi salvare in questi tempi difficili, in questi tempi terribili. Vieni, Signore, vieni col tuo amore, col tuo potere a compiere meraviglie, a compiere guarigioni, liberazioni, a compiere prodigi, a compiere miracoli. Vieni, Signore, vieni, vieni, Signore, vieni, vieni, Signore, suscita veramente in noi l'operato. Vieni, Signore, vieni, vieni, suscita in loro la docilità, la decisione di dire sì alla chiamata, di dire sì, voglio conoscerti, voglio sperimentarti, voglio venire con te, voglio camminare con te, Gesù. Vieni, Spirito Santo, agisci nel tuo nome santo, nel tuo nome potente. E io ti rendo gloria, onore e riconoscenza, Signore. Gloria, onore e riconoscenza a te. Gloria, onore e riconoscenza a te. Fa scendere il fuoco dell'unzione.